Colline del Prosecco ad un passo dal riconoscimento UNESCO, la decisione finale è il prossimo 7 luglio. Zaia, questo passo è un volano per l'economia ma ci impegna sul futuro senza chimica. Terribile schianto nella notte a Povegliano tra due auto, muore una 63enne, gravi altre 3 persone, la testimone, un boato terribile, qui si corre troppo. E scontro auto-moto a Fontana Fredda nel Pordenonese, a perdere la vita un centauro 60enne di Pieve di Soligo, grave il conducente dell'auto. Elezioni amministrative, c'è ancora un comune della Marca che deve scegliere il suo sindaco dopo il primo turno del 26 maggio, a Mogliano domani la sfida del ballottaggio. 4 cittadini pakistani non si fermano all'alto della polizia a San Pio di Piave e ingaggiano un folle inseguimento, tallonati dai vigili, prima la provinciale, poi sterrate fino ad arrivare in una stalla. Ultimo giorno di scuola, dai tradizionali tuffi nelle fontane alla sfilata dei trattori rombanti degli studenti del Cerletti. Sport, nuoto, la caimana del Piave Barbara Pozzobon si conferma stella assoluta del nuoto in acque libere, a Piombino una medaglia d'oro che vale un pass per i mondiali. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano il via libera della Commissione Tecnica UNESCO per le colline di Conegliano Valdobbiadene, grande soddisfazione oggi tra i promotori del riconoscimento. Sentiamo. Possiamo dire missione compiuta? No, missione compiuta, incrociamo le dita perché può sempre accadere di tutto. Nonostante l'annuncio arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, non rinuncia alla concretezza il presidente Zaia sull'entrata delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nella lista dei siti patrimonio mondiale UNESCO. Ma oggi, stappando il magnum dell'ultimo giorno di scuola al Cerletti di Conegliano, non nasconde nemmeno la soddisfazione di aver passato quello che molti definiscono l'esame più importante per questo territorio. Diciamo che quello più importante è che il vaglio degli accademici, dei massimi esperti di paesaggio che ci dicono a UNESCO iscrivete, all'Assemblea Generale iscrivete le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, va nella direzione sperata. È la realizzazione di un sogno, andrò in delegazione a Baku in Azerbaijan per seguire la votazione finale che dovrebbe essere, diciamo, un atto dovuto, però abbiamo il massimo rispetto ovviamente dell'Assemblea. A fare la differenza è stata la ridefinizione della zona storicamente più delicata, con quel terrazzamento inerbito alternato a zone di imboschimento che sono la caratteristica secolare della coltivazione del Prosecco. Zona cuore che oggi corre nei comuni di Valdobbiadene, Vidor, Farra, Revine, Cison, Tarzo, Vittorio Veneto, Follina e in parte San Pietro di Feretto e Pieve di Soligo. Non che le zone vicine siano meno importanti, ma per passare questo esame bisognava accentuare queste particolarità che rendono questo territorio unico nel mondo e quindi da preservare. Ora, se non proprio tagliato il traguardo, la strada anche per il Presidente è tutta in discesa. Direi che sarebbe irrituale che un dossier come il nostro, che ha il parere super positivo della Commissione Tecnica, venga bocciato, per cui è giusto rispettare l'Assemblea, e ci hanno già chiesto i video, materiale e tutto per la presentazione e direi che poi saremo lì a spiegare e a chiarire eventuali dubbi se ancora ce ne fossero. Un riconoscimento che apre un futuro economico e ambientale per le colline, la Marca e tutto il Veneto. Dopodiché saranno tutti coinvolti, anche quelli che non c'entrano niente, perché Prosecco dovrà diventare un modello non solo di identità, non solo di paesaggio. Ricordiamoci che abbiamo col riconoscimento l'onere e l'onore di preservare un paesaggio per il mondo, per l'umanità, ma anche sarà il Prosecco un modello per il rispetto dell'ambiente, perché da qui devono partire tutte quelle modalità di coltivazione della vita che non usi più chimica. E si è confermato il prossimo 7 luglio il riconoscimento dell'UNESCO è destinato a rivoluzionare l'economia del nostro territorio. Noi sindaci dobbiamo farci trovare pronti sul territorio per aiutare tutti coloro che nel rispetto del territorio stesso faranno dei progetti per riqualificare i vecchi borghi, per riqualificare le vecchie strutture e soprattutto daranno vita e lavoro ai nostri giovani. Il 7 luglio 2019 potrebbe diventare una data storica per la Marca e il Veneto, perché l'inserimento delle colline del Prosecco nella lista UNESCO sarebbe un volano formidabile per il settore turistico e di conseguenza per tutta l'economia, non solo tra Conegliano e Valdobbiadene, ma per tutta la Marca e gran parte del Veneto. L'esempio arriva dalle Langhe, 50° sito italiano UNESCO dal 2014. Che registra per ogni anno successivo un aumento costante tra il 7 e il 10% di presenze, che hanno fatto toccare il traguardo dei 2 turisti per ogni abitante.
arrivi non solo europei ma mondiali, con ad esempio la Cina che ha deciso di realizzare tra le colline del Barolo un reality seguito da miliardi di persone, con l'inevitabile ritorno in presenze turistiche organizzate. Ecco perché la risonanza globale di un riconoscimento come questo non ammette impreparazioni, sia in campo imprenditoriale che amministrativo. Dobbiamo fare in fretta perché abbiamo proprio necessità di avere strutture ricettive, un'organizzazione tale che permetta a chi arriverà nel nostro territorio di trovare adeguata soddisfazione alle esigenze che non sono più legate a venire a prendere una bottiglia di vino, non è solo questo. Ecco perché per tutti il termine deve essere qualità, sia nell'accoglienza che nella gestione del territorio e dei suoi frutti, in particolare per il Prosecco. La salvaguardia del territorio che passa attraverso un affinamento delle pratiche, un percorso che deve essere sempre più virtuoso per quanto riguarda la presenza del vigneto e la sua compatibilità e la sua sostenibilità. Un riconoscimento che ha visto il sostegno dello Stato per un territorio che dopo il 7 luglio non potrà non cogliere le opportunità di ulteriore sviluppo. Aiuti già ce ne sono e magari spesso e volentieri la difficoltà è intercettare la via giusta per arrivare appunto a questi contributi o a queste possibilità. Ce ne sono sia a livello europeo che a livello ministeriale e anche regionale. Quindi tutto c'è, è a disposizione e quindi sta adesso anche alla singola volontà delle persone buttarsi in questa occasione. La cronaca ora, perché sono state ore tragiche sulle strade del nostro territorio. Questa notte un grave incidente a Sant'Andrea di Povegliano ha causato la morte di una donna di 63 anni, ferito il marito e altri 2 giovani. 2 auto, per motivi ancora poco chiari, si sono scontrate improvvisamente tra loro in un tratto rettilineo della statale provinciale 56 a Sant'Andrea di Povegliano. Nello schianto è morta una donna e 3 persone sono rimaste seriamente ferite. Il forte boato della collisione ha fatto intuire fin da subito ai residenti nella via che le persone coinvolte lottavano tra la vita e la morte. Verso mezzanotte ho sentito uno scoppio tremendo, sembrava che saltasse per aria una casa. Sono corsa fuori e c'erano 2 macchine, una sul mio fosso, una dall'altra parte della strada, che fumavano. Ad avere la peggio una donna di 63 anni, Giuseppina Lobrutto, residente a Treviso. Con lei viaggiava il marito di 68 anni che è rimasto ferito. Feriti anche il conducente dell'altra auto, un 22enne di Quinto e una ragazza 21enne di Arcade. Dopo l'allarme lanciato dai residenti della via, sono accorsi subito i soccorsi per estrarre i feriti rimasti incastrati nell'abitacolo delle auto. Una ragazza solo è riuscita ad uscire, mentre gli altri hanno dovuto aspettare i vigili del fuoco. Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito, oltre al SUME 118 e ai vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Ora i residenti si chiedono se la strage potrà mai finire, visto che nella via le auto sfrecciano a tutte le ore a forte velocità. Sì, corrono come matti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non so, dovrebbero esserci dei dissuasori, dei controlli. Ed un altro grave incidente nel pomeriggio di oggi a Fontana Fredda, nel Pordenonese, a perdere la vita un centauro di Pieve di Soligo. È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio verso le 15 a Fontana Fredda. A perdere la vita un 58enne centauro di Pieve di Soligo, Giorgio De Pellegrin, sbalzato di sella dalla sua motocicletta a seguito dello scontro con l'auto e morto in conseguenza dell'impatto. Ferito gravemente invece un 47enne di Grado che era alla guida del veicolo e che ora si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è giunto con l'elisoccorso dopo essere stato stabilizzato sul posto da personale del 118. Sul luogo dell'incidente sono poi giunti i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dello schianto.
Inseguimento da film per le strade e le campagne di San Polo di Piave. È successo quando una pattuglia della polizia locale, impegnata nel controllo del territorio, ha impartito l'alta ad un Opel Zafira con 4 persone a bordo. Questi ultimi hanno finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità lungo la provinciale che collega l'abitato di San Polo a Tezze di Piave. Ne è nato un inseguimento con l'auto a percorrere a folle velocità la provinciale per poi proseguire la fuga tra le strade sterrate laterali, incurante delle case dei cittadini impegnati nelle attività pomeridiane nei loro orti e giardini. L'inseguimento è continuato attraverso i vigneti, dove l'Opel è arrivata addirittura ad attraversare una stalla zigzagando tra il bestiame e gli attrezzi agricoli, finché lo scoppio di una gomma li ha fatti rallentare, consentendo agli agenti di bloccarli. I 4 risultavano tutti cittadini pakistani, il conducente privo di patente d'assicurazione, 2 passeggeri privi di titoli per la permanenza sul territorio italiano ed un terzo con un ordine di rintraccio. Un incendio ha distrutto il magazzino di un capannone a Olmi, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Vediamo. Un incendio di vaste proporzioni ha incenerito il magazzino all'interno di un capannone della Ecoprofili Tecnologia e Innovazione nella zona industriale di Olmi di San Biagio di Callalta, in via Eraclea. Le fiamme si sono sprigionate verso le 10 della sera. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, dato che l'immobile in quel momento risultava essere chiuso da alcune ore, tanto che il SUEM 118 non è stato fatto intervenire. Non fiamme altissime, però una nuvola enorme di fumo nero. Ci siamo resi conto che c'era un incendio, per cui poi abbiamo chiamato i pompieri. Il giorno dopo l'incendio l'aria nei pressi del magazzino puzza ancora di bruciato. L'aria è rimasta irrespirabile per lungo tempo? Assolutamente sì, oltretutto anche in palestra abbiamo avuto dei problemi, tanto che dovremmo anche cambiare i filtri. Dopo l'allarme del personale all'interno della palestra di fronte al capannone incendiato, si sono immediatamente recati sul posto sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Treviso, con 3 squadre, oltre a una dei volontari di Asolo. L'incendio ha impegnato fino a mattina le squadre di soccorso, a causa anche del denso fumo sprigionato dalla struttura. Adibita magazzino per materiale edile, andato completamente in fiamme insieme a dell'isolante. Sono in corso le indagini per chiarire le cause alla base del rogo. 15 segnalazioni per uso di droga, 2 fogli di via e un'espulsione, il risultato dei controlli effettuati ieri dagli agenti del commissariato di Conegliano al Biscione. 241 le persone controllate, anche con l'ausilio dell'unità cinofila di Padova, del reparto prevenzione crimine e della polizia locale di Conegliano. 68 le persone risultate con precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, la detenzione e lo spaccio di stupefacenti. Infine sono stati 12 gli esercizi pubblici controllati, in particolare quelli frequentati da studenti e minorenni. Le elezioni amministrative, c'è ancora il comune di Mogliano che deve scegliere il suo sindaco dopo il primo turno del 26 maggio. Mogliano, unico comune della Marca che andrà al ballottaggio domani, quindi la sfida è ancora aperta. Vediamo. Questa volta a parlare saranno solo i voti. A Mogliano Veneto l'unico turno di ballottaggio nella Marca previsto per questa domenica elettorale. Al voto uno dei più importanti comuni della provincia per numero di abitanti e per il suo essere collante tra il territorio del Trevigiano e quello del Veneziano. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Hanno diritto al voto gli stessi elettori iscritti nelle liste elettorali del 26 maggio, anche se nel frattempo hanno trasferito la residenza. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei 2 avversari insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Si vota mettendo una croce sul nome del candidato scelto. È considerato valido anche il voto espresso tracciando una croce su una lista, voto che viene assegnato al candidato sostenuto, ma è la stessa cosa e rischia di complicare la vita agli scrutatori. Lo spoglio inizierà dopo le 23 a urne chiuse, vincerà chi avrà ottenuto più voti. La raccomandazione è di verificare che la propria tessera elettorale sia ancora utilizzabile, non abbia cioè esaurito tutti i 18 spazi destinati al timbro del seggio che attesta la venuta espressione del voto. In caso contrario
si può richiedere il rinnovo. L'ufficio elettorale che a Mogliano, come nelle altre amministrazioni al voto, sarà aperto con lo stesso orario di apertura dei seggi. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso. 10 anni dopo il tornado che devastò Vallà, torna Ioani e la canzone dei Los Matadores, suonata da centinaia di musicisti, aiuterà stavolta le popolazioni del Bellunese colpite dalla tempesta Vaia. Ioani, 10 anni dopo, sono in 1000, forse un po' meno, di tutte le età, i musicisti che si sono riuniti a Vallà per suonare insieme ai Los Matadores la canzone diventata il simbolo del tornado che devastò 10 anni fa la frazione di Riese Pio X. Ieri sull'orto per arare i succati, tu ne dai a 3 botti, mega fatto sigare. Sarai finestre se qual temporale. Un brano, Ioani, composto sulla scia di Domani, la canzone realizzata dai più famosi cantanti italiani dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. A Vallà fortunatamente non ci furono vittime, ma la devastazione fu simile a quella di un sisma e la band riesina, diventata famosa proprio a partire da quel brano, nel decennale della tromba d'aria ha chiamato centinaia di strumentisti a suonare tutti insieme Ioani e registrare un nuovo video. Musica, allegria e sorrisi nel segno della solidarietà e della forza di un paese di rialzarsi, proprio come ha fatto Vallà, grazie anche alla vicinanza e all'aiuto dei tanti che si sono rimboccati le maniche per dare una mano. Butto l'occhio dentro greppia, vedo a testa delle bestie, caponari dei comici, fulminai dei tralici. Cosa esisti i tralici? Ecco quindi che l'evento non poteva che essere benefico. I fondi raccolti infatti verranno devoluti ai cittadini bellunesi che lo scorso autunno hanno subito i danni della tempesta Vaia. Ultimo giorno di scuola, festeggiamenti oggi anche a Treviso, anche se in misura più contenuta rispetto al passato, complice anche forse l'incertezza sul nuovo esame di maturità. Stai caricando l'arma? Sì, non posso spararti sulla... Non è il caso, dice. Ultimo giorno di scuola baciato dal sole per gli studenti del Trevigiano. Al suono della campanella scatta ufficialmente l'estate e fiumi di ragazzi si riversano lungo le vie del centro o sulle mura cittadine per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Ma un po' di cori, solite canzoni, insomma. Prosecco. Prosecco? No, voleva dire gavettoni. Sono felice perché ho studiato tanto e quindi adesso mi rilasso. Vacanza? Non si studia sicuramente. Picnic con i compagni, un aperitivo al bar, qualche lancio con le pistole ad acqua, ma l'impressione generale è che la festa quest'anno sia rimasta confinata entro il recinto di una surreale sobrietà. Guardi, io ho finito scuola ieri, quindi partiamo da questo concetto. Io sono un caso più unico che raro. Ieri semplicemente abbiamo passato una tranquilla giornata a scuola e poi con la classe, ho finito il 4º anno anch'io di liceo classico, siamo andati a festeggiare andando a pranzo al sushi. Ma stamattina tranquillo in realtà, non ci hanno lasciato fare troppe trasgressioni. Dura poco la festa perché insomma gli esami sono il 20 giugno. Quindi... Che si fa festa tutto l'anno. E forse proprio l'incertezza sull'esame di maturità, quest'anno con le novità introdotte dalla recente riforma, ha contribuito a frenare gli entusiasmi degli studenti di quinta, con la testa già sui libri. E adesso vedremo questa sorpresa, perché quest'anno sarà tutto diverso. Penso che il sentimento generale sia un po' questo, di prendere le cose come vengono, dato che le carte in tavola sono state cambiate durante l'anno. Quindi anche questo esame sarà un po' dato dalla fortuna. Abbastanza in panico perché gli esami sono un gran casino per come li hanno fatti quest'anno. Come sono gli esami quest'anno? Disorganizzati perché comunque le ultime informazioni le abbiamo avute all'incirca un paio di settimane fa e quindi c'è poco tempo per
chiarirsi le idee e prendersi avanti col lavoro, diciamo. Quindi è tutto fatto all'ultimo momento. Quindi oggi diciamo un breve pausa di festa e poi? E poi si studia, piangiamo, cosa potremmo fare altrimenti? E se a Montebelluna le fontane del centro sono state prosciugate per evitare tuffi ed eccessi, la fontana di San Leonardo a Treviso, abituata ormai ad essere piscina per una mattinata, si è sentita lungamente snobbata, fino a quando questi ragazzi hanno pensato bene di ricucire il filo con la tradizione. Al Cerletti di Conegliano l'ultimo giorno di scuola è stato invece festeggiato con la tradizionale sfilata dei trattori. Vediamo. Il via l'ha dato l'ex allievo Luca Zaia, che ricorda così l'ultimo giorno di scuola. È stato in questa scuola nel 1987, ma poi ho continuato a studiare e mi sono laureato. Però insomma è una bella emozione arrivare a fine anno. E le emozioni i ragazzi del Cerletti l'hanno espressa con il consueto corteo dei trattori in centro Conegliano. Per voi cosa significa sfidare oggi col trattore? Sfidare non ha un significato, è più una tradizione per noi ormai. Esemplari storici a Ferrari dei Campi condotti dagli studenti, mentre le ragazze facevano a gara pur di salire in cabina. Ma adesso si accappa anche col trattore? Probabilmente sì. Per qualcuno i tempi in realtà almeno qui non sono mai cambiati. Una volta? Sì, anche una volta se arrivava uno col trattore era un bravo moroso. Ma certo. Un corteo che grazie alla pazienza dei tanti conducenti bloccati per diversi minuti dal loro passaggio è arrivato fin sotto alla scalinata degli Alpini per poi tornare al Cerletti. E in questa festa, tra ali di folla, quello che spiccava erano le numerose bandiere venete che sventolavano sui trattori. Bisogna avere l'autonomia qua via, Infine c'è chi al leone alato ha aggiunto il tricolore. Voi avete la bandiera italiana che è quella veneta. Qual è che preferite? La veneta. Torniamo a Treviso, ora dove la quarantennale festa del Paletto del quartiere di Santa Bona si fa in 3 con un festival che vuole rilanciare le periferie. Santa e basta, il quartiere di Santa Bona quest'anno rilancia la tradizionale festa del Paletto, storico appuntamento che da 40 anni ravviva le strade di questa periferia di Treviso, ma cambia registro accorpando altre 2 manifestazioni. Quest'anno abbiamo accorpato quella che era il Paletto storico, quindi il torneo di calcetto, quello che è la festa della strada, quindi il momento in cui i bambini della Carducci colorano appunto la strada di via Ronchese, e quello che è appunto la tuta in bicicletta, che quest'anno viene sostituita da questa passeggiata con gli schiroli. Un evento che mira a riqualificare le periferie pensando alla città del domani e rivolgendosi quindi soprattutto ai giovani. Ci stiamo concentrando su ragazzi che provengono da varie nazionalità, che esprimono diverse religioni, ma che convivono alle spalle di una parrocchia in un momento di festa. Questo è un messaggio anche di speranza e di certezza appunto per una periferia del domani sicuramente migliore. Ed ora il nuoto con la caimana del Piave, Barbara Pozzobon, che si conferma stella assoluta del nuoto in acque libere, a Piombino una medaglia d'oro che vale un pass per i mondiali. Vince il titolo di campione italiano nella 25 km femminile per le fiamme oro con il tempo di 6 ore 4 minuti e 25, Barbara Pozzobon. Vai Barbara, vai! Campione italiano 2019. Non è solo la soddisfazione per l'oro tricolore, ma anche la certezza di aver staccato con questa medaglia il pass per i mondiali in Corea del Sud. La conferma del talento di Barbara Pozzobon, la caimana del Piave. Ennesimo traguardo per la campionessa di nuoto in acque libere, che a Piombino centra il primo posto nella 25 km, lasciandosi alle spalle Aurora Poncelé e Alice Franco. Vai Barbie! Il successo nelle acque del terreno arriva al termine di una gara tattica condotta con il gruppo di testa dal primo fino all'ultimo dei 17 giri, quando Pozzobon ha allungato sulle inseguitrici. Rivincita a un anno di distanza dai tricolori di Castel Gandolfo, dove la nuotatrice di Macerata sul Piave chiuse con una medaglia d'argento che le precluse l'accesso agli europei. Dai, è stata dura ma ce l'hai fatta, brava Barbie!
Ad esultare per la vittoria ci sono tutta la squadra Hydros, la comunità di Macerata sul Piave e la città di Treviso, la sua seconda casa, in cui si allena e che una settimana fa l'aveva invitata come rappresentante dello sport cittadino alla partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia. E tra poco più di un mese Barbara rappresenterà la Marca proprio ai mondiali. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'anticiclone africano interessa le nostre regioni, ecco che dunque sarà una domenica all'insegna del bel tempo e anche del caldo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sul Bellunese. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 29 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Tuttavia in serata, in nottata, non si esclude qualche occasionale temporale. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese invece tra 29 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.